0. Modena 0, andiamo da Verona Antonello. in vantaggio al 28° minuto, Pickelman, Verona 1, Reggina 0. Grazie, 32 i minuti, Verona in vantaggio dal 28°, una grande azione di Gomez sulla destra, ha saltato un paio di avversari in corsa, colpo sotto di destro e palla che ha superato Marino, è caduta sulla testa di Pickelman al centro dell'area piccola e poi è finita in rete. Terzo gol per l'austriaco, ma gran parte del merito va proprio all'argentino Gomez, un'azione davvero splendida, il Verona in vantaggio dopo un buon periodo. Ora il ritmo si è un po' abbassato con la Reggina che non è ancora riuscita ad abbozzare una reazione. Siamo al 33° minuto, Verona 1, Reggina 0, linea Genova. Il Verona, dicevo, che è meritatamente in vantaggio, un buon primo tempo della squadra di Mandorlini che è andata in rete al 28° con Pickelman, ma gran parte del merito va all'argentino Gomez che in velocità ha saltato un paio di avversari e poi ha messo in mezzo un pallone perfetto per la testa dell'attaccante austriaco che ha dovuto solo appoggiare in rete. Reggina però un po' sottotono, ma ancora la Reggina in diagonale, pericolosissima la Reggina in questa apertura di Bonazzoli per Viola, il tiro con il sinistro e la palla che ha sfiorato il palo con Raffaele Immobile al centro della porta. Quarto minuto di gioco, Verona 1, Reggina 0, linea Genova. A Verona mancano 20 secondi alla fine di questa partita. E allora va fino al termine. Sì, la Reggina in attacco, due grandi occasioni, una per parte negli ultimi istanti, la prima di Campagnacci, un bel diagonale, la palla sull'esterno, sul palo esterno e poi sul fondo, dall'altra parte in contropiede il Verona, Juanito solo, ha tentato il pallonetto, la palla sul fondo, e proprio adesso arriva il fischio finale, il Verona batte la Reggina 1-0 e questa è la sesta vittoria consecutiva dell'Hellas Verona. Modena.